Anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la tragica scomparsa nell'incidente in Galleria a Malo di Don Francesco Andreoli e di Alberto Fioretto, impegnati ad accompagnare più di 300 bambini del Grest al parco divertimenti di Gardaland. Silenzio, vicinanza e dolore, scrive Stefani nel suo messaggio affidato ai social, per un vuoto che le parole faticano a colmare. Alberto, 16 anni compiuti a maggio, frequentava l'istituto tecnico Chilesotti di Tiene e faceva l'animatore dei bambini più piccoli nel Grest dei Salesiani, iniziato il 7 giugno e aperto fino al 7 luglio. Da alcuni anni si cimentava anche in varie discipline dell'atletica, mezzo fondo ma anche gare di velocità, prima con la nuova atletica di schio, da quest'anno con l'atletica pedemontana veneta. Don Francesco era l'anima dell'oratorio scledense e Paolo Terragino lo aveva incontrato appena poche ore prima. Era seduto sotto la statua di Don Bosco, mi sono avvicinato, l'ho salutato e abbiamo un attimo parlato della giornata precedente con l'intervento di Buffon al Grest. Ecco, abbiamo scambiato due parole e stamattina purtroppo questa notizia mi ha turbato, come penso abbia turbato un po' tutti. Riconosceva ad ogni ragazzo il diritto alla sua autenticità, sapeva stare dentro il dolore altrui ed è una dote straordinaria, ma sapeva anche accompagnare le persone verso la luce, verso la speranza, verso la positività. Empatico, amato dai giovani e dalla comunità, Don Francesco, assieme ad Alberto, sono morti mentre spendevano del tempo per i più giovani di loro. Solo ricordarlo come veramente una quasi reincarnazione di Don Bosco, perché lui aveva questo spirito di Don Bosco. Bisognerà trovare il senso di questo lutto prematuro, improvviso e inaspettato, perché è un dolore immenso che ci ha travolti e che ci lascia confusi e tristi. Vorrei rivolgere un sentimento di vicinanza ai salesiani di Schio, indirizzare un abbraccio anche ai familiari di Don Francesco e di questo giovane animatore.